E buon pomeriggio amici e amiche amanti del calcio giovanile. Oggi la 16ª giornata del campionato giovanissimi provinciale Girone B ci offre lo scontro tra Borgo Nuovo e Academy Ribolla. Nel frattempo guardate subito due squadre come si stanno scambiando i cenni prima di iniziare il classico Patti 5, poi sarà il campo a dire il verdetto della partita. Ma intanto noi prima di cominciare, come sempre, vogliamo elucidarvi con un po' di statistiche che possono dare anche una grande impostazione sulla partita. Partiamo dalla formazione di casa del Borgo Nuovo, 16 punti in classifica contro i 39 dell'Academy Ribolla, però questi punti non devono far pensare che possa essere una partita facile per l'Academy Ribolla, che ricordiamo comunque ha vinto tutte le partite in questo campionato, soffrendo anche qualcuna di troppo come nell'ultimo match contro il Sant'Ernesto, ma che comunque presenta una formazione come quella del Borgo Nuovo capace di stupire in campionato, con una classifica che effettivamente, basta guardarla, è abbastanza corta, o meglio lì davanti chiaramente, cioè sopra l'Academy Ribolla con tutte le vittorie, ma poi sotto un bel po' di squadre. Infatti si tratta di ben 5 squadre, con il Sant'Ernesto a quota 22, poi il Gonzaga a quota 20, Galilei 18 e Fida con 17 punti. Poi abbiamo proprio il Borgo Nuovo a quota 16 punti. Circle time per entrambe le squadre, con l'Academy Ribolla che già si è schierata in campo. D'altra parte il Borgo Nuovo in completo oscuro, però si scambiano il campo probabilmente, anche se già l'Academy Ribolla sembrerebbe essere schierata con i difensori, ma non è stato detto. Intanto il primo pallone sarà per il Borgo Nuovo. Vediamo con la maglia numero 11 sul pallone Alfio Proietto, poi il capitano La Bara, ma qui davanti a noi vediamo Vito Maniaci, maglia numero 11. I gol per lui sono 18, insomma numeri sicuramente non banali. Adesso, dopo l'inizio della partita, poi vi ricorderemo anche come è andata la gara di andata, perché adesso si tratta chiaramente della gara di ritorno, ma vi diremo anche migliore attacco, migliore difesa, insomma cercheremo di darvi quanti più dati possibili. Nel frattempo con la maglia numero 11 vediamo sempre Proietto sul punto di battuta, sembra un gigante da qui, da questa distanza. Attende soltanto il fischio parte di direttore di gara che arriva adesso e inizia la partita. 0-0 il risultato, iniziata da 3 secondi, competenza di Ganci. La palla lottano subito diverse maglie rosse ma anche nere. Ganci lotta Di Loreto, poi prova a sgusciare via la formazione di casa. Di Loreto si appoggia su Proietto che vuole fare valere il fisico, lo affronta Cicute, fa un grande lavoro, adesso lascia Felice. Maniaci può partire con la sua solita velocità, poi viene rinviato subito. Partita dei ritmi molto alti. Ganci, oggi abbiamo una visuale abbastanza privilegiata, distanza praticamente molto ravvicinata. Vediamo infatti anche i volti dei giocatori, non sempre molto visibili dagli schermi. La Bara buca l'intervento, poi riesce a sgusciare via in mezzo a 3 maglie rosse, si incespica sul pallone. Ganci va di prima, uno scontro molto duro con Zuccaro caduto sul pallone, però con la punta, poi lontana la difesa, va a controllarla Riccoboni, viene fermato dall'ottimo break da parte di Priolo. Fa una buona giocata oggi, gioca al passo di scambi, Priolo salta tutti, Priolo dentro la zona di rigore, viene fermato dall'ottimo intervento difensivo di Argano. Poi palla centrale, Proietti prova a girarsi, ottimo il lavoro di sponda, poi palla lunga, cerca sempre Zuccaro che però non arriva sul pallone. Magnici, poi la Bara attende l'inserimento delle parti dei compagni, arriva infatti con la mattina, poi lottano al centrocampo. Ganci esce fuori, Cina la tocca. Per Cina una grande statistica, ovvero la data di nascita. Infatti il giocatore più piccolo della squadra, intanto grande palla, c'è Riera che aveva tagliato benissimo in mezzo alla difesa, poi Pace esce in anticipo, lo ferma, ma grande palla di Maniaci che qui ha fatto vedere non soltanto essere, perché effettivamente è un giocatore che detiene le migliori marcature in questo campionato, ben 18 gol, ma anche tanti assist per lui. Ha fatto vedere anche con questa grande giocata. Intanto viene cercato Proietti, lo inseguono in più maglie rosse, poi lo fronteggia Cicota e fa un grande tackle. Come sempre grandi interventi per lui. Questa partita ci ha deliziato con tante scivolate, vediamo se arriveranno anche oggi. Sarà quindi rimessa laterale per il Borgo Nuovo.
Riparte con le mani, Proietti, vuole girarsi, cerca i compagni, palla termina in... Maniaci, va incontro alla sfera, Cikuta. Palla centrale su Ganci, che però è in ritardo, qui ottimo il break da parte della mattina, poi si allunga anche la sfera. Allora, infatti che termina ancora sulle maglie rosse con Riera, che vuole provare uno dei suoi dribbling soliti e poi si allunga un po' troppo la palla. Stesso Riera è stato il giocatore che ha cambiato la partita nello scorso match contro il Sant'Ernesto, infatti il suo ingresso in campo è arrivato al minuto 25 di gioco, poi insolito, al posto del compagno Brancatelli è riuscito poi comunque a ribaltare la partita, prima viziando il gol del pareggio poi messo in rete da Maniaci, successivamente invece lo stesso Riera sull'ottimo pallone ricevuto dai compagni è riuscito a calciare molto bene facendo il gol dell'1-2 che poi ha dato la vittoria proprio alla formazione dell'Accademia Ribolla. Intanto Proietti, Cikuta è scivolata, sempre molto preciso, già 2 volte lo ha affrontato, lo ha anche battuto riuscendo a recuperare il pallone. Il dribbling, Riera, grande qui la sua tecnica, vuole partire, poi si incespa un po' sul pallone, col sinistro la tocca, Cina, Ganci in anticipo sulla pressione di Proietti, poi esce anche Zucchero ma c'è comunque Cikuta. Felice, poi cerca centrale il compagno, non lo trova, Daniele Matracino, poi Ricotta. Felice col sinistro, buono qui il traversato sul secondo palo, sbuca anche Riera che però non riesce ad addomesticare questa palla, lo va anche a fermare Dominici, ma soprattutto in un primo momento Riera, poi il pressione da parte di Riccobono che lo aiuta, fase di raddoppio, quindi rimessa laterale, zona comunque offensiva per l'Accademia Ribolla che rimane sempre in avanti. Ricordiamo quindi adesso la gara di andata terminata con il risultato di 4-1 dentro casa dell'Accademia Ribolla, chiaramente Riera poi è cercato da Priolo, ma vabbè, termina direttamente da pace. Diciamo quindi la gara di andata terminata con il risultato di 4-1 a segno Mazzola, Tallarita, Riera e Maniaci. I primi due partono oggi dalla panchina, per Tallarita un rientro dopo lo stop, dopo la partita non giocata contro il Sant'Ernesto nello scorso match. Proietti viene cercato sulla fascia sinistra, riesce a raccogliere la palla, lo fronteggia Priolo, vuole passarlo ma soltanto in un istante poi non riesce. Ricotta, tutto lo spazio per partire, centrale, si gira Cina contro la bara in questo scontro tra numeri 8, viene vinto dal giocatore in maglia rossa ma poi Borgonovo sta quasi per recuperare palla. Matracina, Maniaci va incontro alla sfera, la riceve, poi si gira e cerca l'inserimento per i suoi compagni, chiude molto bene la difesa di casa, poi Proietti, ogni pallone praticamente è sempre su di lui, c'è Priolo, poi viene fischiato però su un calcio di punizione con il Priolo che va rapido su Ganci, sbaglia il tocco, buona qui la pressione da parte dell'avversario, si lascia via con i Proietti, anticipo netto di Cikuta, grande partita per il momento dei primi 7 minuti di gioco, decisamente è uno dei migliori. Ricotta col sinistro, cerca l'inserimento dei compagni, sbaglia il passaggio, poi Riera può puntare l'uomo, Riera non riesce a saltare Dominici che è molto preciso adesso, cerca come sempre Proietti, si gira sulla pressione anche da parte di Puglisi, poi il dribbling a rientrare, ottimo, adesso più volte viene proposto da Riccobono, palla però terminata fuori per diritto di gara. Dunque primo break dopo 7 minuti, gara subito molto attiva con dei ritmi piuttosto alti, tanta pressione soprattutto. Ricotta oggi per lui una grande opportunità, c'è un piccolo turnover per l'Accademia Ribolla, infatti riposa anche Mazzola che è uno dei titolarissimi, riposa anche Scambri, Tarantino. Ricotta cerca Maniaci, palla che non riesce a passare, la bara la tocca Felice, gioca lui come terzino sinistro, lui che solitamente gioca invece come centrale accanto proprio a Cikuta, al suo posto c'è Puglisi con Felice che invece gioca sul lato di sinistra. Priolo si complica un po' la vita con questi dribbling, lo fronteggia Riccobono, prova a passare Riera, la palla riesce effettivamente a sgusciare via, Riera col sinistro prova a calciare, poi allontana la difesa di casa
che si difende, adesso può ripartire in contropiede. Cikuta ancora una volta precisissimo sul tocco di Di Loreto, poi Ricotta, Priolo, sbaglia tutto e poi si riparte nel contropiede con il Borgonovo, adesso è fermo l'Accademia Ribolla. Riccobono, col sinistro per Proietti, palla è buona, poi tocca dietro, inserirlo con tantissima tranquillità. A parte l'Accademia Ribolla che però non sembrerebbe avere la verve che solitamente la contraddistingue all'interno di ogni match. Speciale per vanno giù, si agganciati, si rischia un poco, poi Ricotta, buona qui la giocata del numero 10 che può partire col sinistro, cambia lato per Riera ma chiude sempre Dominici, molto preciso in questo momento. Riera chiama palla Ganci, lui non lo serve, va avanti, Matracia, adesso Ricotta, Ganci, ritmi che si stanno un po' abbassando dopo i primi 5 minuti di fuoco, adesso un po' più compassati qui, ottimo il dribbling da parte di Cina, fa una grande giocata col doppio passo, Cina vuole calciare, poi viene raddoppiato, anzi triplicato, poi ci prova Ganci da fuori e poi con uno stile non impeccabile ma comunque ottimo riesce a fermare tutto pace, poi la bara buca l'intervento, trattiene un po' Matracia, si continua, Matracia col sinistro, inserimento per Maniaci che può controllare la palla, la controlla, vuole rientrare. Adesso cerca forse il fondo ma non lo trova adesso, invece Maniaci si complica un po' la vita, poi Felice cross al 102º, palla per Riera che salta di testa e Dominici ancora una volta gli dà fastidio. Riccobono per Dominici, col sinistro, palla gettata via in avanti, cercare Proietti ma in netto vantaggio, c'è Puisi che sbaglia, il tocca all'indietro, ci crede Proietti che calcia verso la porta! Soltanto esterno della rete, ma che pericolo per l'Accademia Ribolla sul tocco all'indietro da parte di Puglisi che chiaramente se vede il Mondiale 2006 possono pensare, forse può ricordare un gol di Vincenzo Iaquinta sul tocco all'interno proprio di Cuffur, però in quel caso riuscì, anzi subì il gol poi con la rete del giocatore azzurro, in questo caso però l'Accademia Ribolla non come il Ghana è stata graziata da questa leggerezza difensiva. Riera prova il dribbling, Dominici non abbocca, poi Riccobono, adesso il Borgonovo ci crede, l'abbiamo anche detto nella nostra intro, la classifica non deve essere guardata più di tanto perché effettivamente l'Accademia Ribolla sembra una macchina perfetta con 39 punti su 39 disponibili, insomma una formazione che fa veramente paura. Oggi un po' rimaneggiata, infatti anche l'assenza di Mazzola si sente, un su tutti chiaramente degli assenti. Riccobono sulla linea di fondo, lotta contro Priolo, lo salta, prova a rientrare, poi cerca Proietti, lotta anche contro Ricotta, dice il mismatch di fisico, poi cerca i compagni, non li trova, palla in rimessa dal fondo, quindi possesso Accademia Ribolla. Cikuta, centrale, la pressione di Labara su Cinae, vince questo contrasto il numero 8, capitano del Borgonuovo, che adesso la difende e fa pure un buon lavoro. Poi Cinae abbocca con questo fallo, chiede forse anche il cartellino giallo, Labara. Non è però d'accordo il direttore di gara. Labara che dice qualcosa forse, il direttore di gara, probabilmente voleva un'ammonizione che però non è arrivata, stava a calcio di punizione invece. Con la mano numero 3 vediamo Salvatore Presti e Giacomo, che potrebbe cercare la porta. Sono molto distanti, ma col mancino da quella distanza, insomma, non sarebbe male provare. Ma Presti Giacomo infatti col sinistro, palla che tende a uscire con questa conclusione di interno collo mancino, palla che termina fuori, non arriva in porta, ma comunque la potenza c'era. Si parte quindi dal basso con Inserillo, Cikuta, Felice, c'è lo spazio, può partire sulla fascia sinistra, adesso Maniaci, buona qui l'aggancia a seguire, poi scarica su Cina e adesso Ganci, centrale, Matracia, buona l'aggancio, Cina, Felice, c'è la sola posizione di Cina, lo via centrale, Matracia la controlla, poi allarga il gioco su Maniaci che viene però pizzicato in posizione di fuorigioco, dunque possesso palla adesso per il Borgonuovo, però l'Accademia Ribolla sta facendo vedere già le prime occasioni tecniche, le prime azioni
che dal punto di vista tecnico hanno sempre contraddistinto la formazione del mister di Trapani. Oggi forse non si sono viste tanto, ma la partita è iniziata veramente da poco. 13 modi di gioco, l'occasione più grossa, più ghiotta, quella chiaramente più importante per il Borgo Nuovo. Intanto torna da dire, sembra una posizione di fuorigioco in realtà di Loreto, ma Vittorio Gara ha fatto tutto regolare. La Bara, il suo lancio in avanti con la testa chiude Puglisi, poi palla che si impenna. Zuccaro vuole il destro, viene tallonato da due difensori, poi ottimo intervento da parte di Felice che serve Cina e adesso Ricotta. Non aggancia la palla, lo insegue l'avversario che è anche in vantaggio, poi con l'esterno su Riccobone, la scivolata di Ricotta che era riuscito anche in realtà a guadagnare il possesso perché aveva toccato la palla per ultimo il giocatore in maglia nera. Poi la palla in realtà non è terminata fuori, quindi si è continuato. Felice col sinistro, Matracina prova a girarsi il numero 9, sbaglia il suo passaggio di ritorno. Zuccaro per il contrasto di Cina, ottimo qui, puntualissimo sul pallone con i compagni. Ganci prova a girarsi, allarga il gioco, Ricotta la controlla col sinistro, guarda la porta, ci prova Ricotta e poi la parata che si distende perfettamente Pace e si rifà dove forse lo stile non perfetto in precedenza, mette in calcio d'angolo, grande parata del portiere Cristian Pace. Calcio d'angolo, adesso la prima occasione anche per l'Accademia di Bolle, è arrivata al minuto 14. Riera poi con il petto, Cina la tocca, palla di mani lì per Ganci che calcia, la prende però con l'esterno collo. Era molto difficile in realtà anche da quella distanza, una volley tentata dal capitano, gioco però fermo al momento con il giocatore, si tratta di Ganci, il capitano si sta allacciando le scarpe. Questi giocano. Riera poi da terra Matracia non riesce a agganciare la palla, la Bara fa scorrere bene il pallone, adesso guarda i compagni, guadagna diversi metri, prova il pallone centrale, riesce comunque a ricevere Di Loreto, lascia impressione Priolo ma riesce comunque a passare, poi Riccobono, rimpallo, vediamo chi è l'ultimo a toccare, infatti Priolo, sarà quindi calcio d'angolo. Il tempo inizia un po' aprire qualche ventata che può portare anche la pioggia. Ricordiamoci una gara che comunque rischia di continuare, rischiava anche di iniziare in realtà con la pioggia. La Bara cerca i compagni al centro, tocca a Di Loreto, poi sbuca la difesa e poi allontana Cicuta, sempre miracolosa in difesa, decisamente il migliore in campo al momento. Quindi del clima, come pioggia potrebbe essere anche un fattore, campo comunque pesante, anche per la tecnica dell'Accademia di Bolla potrebbe dare qualche difficoltà in più. Già la partita effettivamente lo è di per sé, una buona gara al momento del Borgo Nuovo che, come abbiamo anche detto all'inizio della nostra telecronaca, la formazione che non va sottovalutata. Infatti oggi sta anche giocando molto bene a viso aperto contro la prima della classe, senza paura. Per loro 5 vittorie, un pareggio, 7 sconfitte. Tra l'altro è la formazione ad avere totalizzato meno pareggi di tutte. Chiaramente soltanto una squadra ha fatto meglio, ed è l'Accademia Ribolla con tutte vittorie, dunque 0 pareggi. Tanto casca giù Matracina, sarà quindi calcio di punizione. Da queste situazioni potrebbero nascere degli eventi spiacevoli per il Borgo Nuovo, ma anche piacevoli invece per l'Accademia Ribolla, che deve sfruttare questi palloni. Sul punto di battuta c'è Ganci, palla che però non viene messa in mezzo. Felice di prima con l'esterno, Cina per Maniaci, può entrare dentro l'area di rigore, entra adesso, palla al centro, c'è i compagni, la tocca, poi il destro di Cina, deviazione, calcio d'angolo. Adesso inizia ad aumentare anche la pressione offensiva dell'Accademia Ribolla che si fa vedere. Maniaci cerca i compagni al centro, sbuca Matraci di testa, poi allontana Riccobona, la scivolata molto dura di Ceguda, poi calcia verso la porta. Ci ha provato Priolo con il destro, una cosa improvvisa ma che fa benissimo chiaramente a provare. Da quelle distanze il portiere forse neanche si aspettava una conclusione così, che però è arrivata, infatti è rimasto anche fermo. Dopo il tackle molto duro di Ceguda con Riccobono.
Si riparte sempre dal basso con Prestigiacomo che va a lungo. Questa volta non era perfetto, ma riesce comunque a passare. Proietti. Lotta di fisico in mezzo a due maglie rosse, ma la peggio poi la riesce anche a toccare ed è in vantaggio con la corsa. Riesce però a controllarla, era molto complicato, ma con le mani felice. Maniaci in mezzo a due, viene toccata la palla da speciale. Poi Ganci col sinistro, cercare proprio Maniaci, poi più di testa Prestigiacomo, allontana speciale. Vice capitano del Borgo Nuovo, il capitano ricordiamo Giulio Rabbara, ma vice capitano Lorenzo Speciale. Palla adesso in avanti per cercare Proietti, c'è Cicuta in vantaggio che non si fida infatti del retropassaggio e poi con una grandissima giocata esce palla a piede della difesa, cerca il compagno, non lo trova. Una grande giocata ancora una volta di Cicuta, che solitamente gioca come centrale, sì, ma di destra. Oggi invece centrale di sinistra, perché ricordiamo il centrale di sinistra solitamente è Felice, che però gioca come terzino di fascia mancina. Infatti centrale di destra è Puglisi, che ha questa grande opportunità per partire dal primo. Nel frattempo calcio di punizione sul punto di battuta, come sempre Salvatore Prestigiacomo ha già battuto diversi calci piazzati. Prestigiacomo calcia verso la porta e poi Inserillo sempre molto sicuro, bloccando anche il pallone. Rilancio in avanti, cercare Matracia sullo scontro con il marcatore, che però fa una grande chiusura Argano. Poi allunga la palla, Cina, Riera, le finte, vuole all'interno del campo, lo trova, Riera punta tutti ma viene fermato ancora dall'ottimo intervento da parte del difensore. Poi Cina a correre Felice, che adesso la riceve, la controlla col sinistro e si appoggia. Ganci guarda la porta, centrale, Matracia di prima, Cina poi prova addirittura un passaggio per l'inserimento dei Maniaci, che invece si era fermato, non aveva capito l'idea del compagno, e Pace va subito in avanti. Cicuta, la palla che viene bucata, Argano. Poi Matraci fa un buon lavoro oggi, disponde. Se manca un po' la presenza dentro l'area di rigore per lui, visto anche il numero che porta, il numero 9 per Maniaci. Intanto grande giocata di tecnica, scivola, riesce comunque a passare il pallone ai compagni. Cina vuole calciare verso la porta, Pace, poi due tempi, le pale belli, e poi il gol da parte di Riera, che sbuca come un fantasma e fa il gol dell'1-0, la sblocca con una conclusione improvvisa da parte di Cina. È stato bravissimo qui ad anticipare il portiere, non perfetto in questa sua respinta bassa. Lui ha capito subito tutto in anticipo e ha realizzato il gol dello 0-1 ed è il secondo gol consecutivo dopo l'ultimo, la partita che aveva deciso infatti il match contro il Sant'Ernesto, campo della Panormus, domenica scorsa. Per lui adesso è il gol numero 7 in campionato. Di Loreto palleggia in mezzo al campo, viene fermato poi dall'ottimo break da parte dei due difensori dell'Academy Ribolla. Riera adesso sembra galvanizzato per il gol, Riera punta tutti, Riera si allunga la palla, poi allontana la sfera Prestigiacomo, Ganci la controlla, allarga il gioco, ricotta, buona qui la palla per Maniaci che sguscia via, Maniaci, poi Pace fa un grande miracolo e salva i suoi. Adesso Borgo Nuovo che sta rischiando tantissimo in queste circostanze, con questo pallone perfetto di ricotta a cercare proprio il numero 11 Maniaci. Poi la pressione di Zuccaro su Felice, viene chiesto un calcio d'angolo che però non è stato dato dal direttore di gara. Sembrava evidente in realtà qui, ma chiaramente il potere decisionale lo ha l'arbitro, quindi ha deciso. Adesso c'è Prestigiacomo che come sempre partirà dal basso con questo pallone lungo, cercare uomini più offensivi. Prende male, la Bara prova a fare passare il pallone ma non riesce. Poi Proietti si può allungare con questo pallone, Proietti attacca la porta, ma c'è in vantaggio ancora una volta Cicuta che col sinistro è sicurissimo su Felice. Ganci cambia gioco su Priolo che si sta facendo vedere tantissimo sulla fascia destra, anche per lui due occasioni da gol. Priolo salta tutti ma si complica troppo la vita, cerca l'azione solitaria, poi rimane anche a terra, si tocca la caviglia ma si continua. Ricco Bono può puntare la porta, adesso è una grande giocata adesso che può provare il
Borgo Nuovo, Cicote in anticipo su Proietti, non è un lavoro facile, vista anche la stazza del numero 11, ma si sta comportando benissimo al momento forse 2009. Mai numero 5. Inizia sempre di più intanto ad aumentare la pioggia nel campo. Del Borgo Nuovo. Potrebbe essere un fattore, viene detto anche nella nostra intro. Intanto lotta a centrocampo e guadagna anche il possesso la Bara. Rita sul sinistro, poi si complica un po' la vita, in mezzo a due maglie, poi chiede anche il fallo, ma di gara non è dello stesso avviso. Riera può puntare i suoi avversari, salta l'uomo, ma la palla non riesce a passare. La palla passa, ma non lui. Poi Matracia. Ottima impressione. Minuto 24 di gioco. Gara al momento sullo 0-1 decide il gol di Riera per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Una piccola incomprensione da parte di Pace che aveva respinto il pallone, ma era troppo rischiosa. Poi Riera è riuscito a trovare il pallone. Intanto calcio di punizione, fallo di Labara che dice di avere subito il fallo e non di averlo commesso, ma infatti dicendo proprio questo il direttore di gara invece indica il calcio di punizione. Da questa distanza si può trovare la porta. Ricotta ha già sistemato il pallone, lo sta anche guardando con tanto amore, e anche un mancino. Sta sistemando i calzettoni, sta contando anche i passi, sta provando a trovare la giusta concentrazione. Il numero 10 che guarda la porta. Nel tempo ci sono 4 uomini del Borgo Nuovo in barriera, ma Ricotta credo non abbia timore di calciare perché la sta guardando. Va Ricotta col sinistro! Perfetto! La rete di Ricotta che insulta con i compagni e fa il gol dello 0-2. Grande pennellata su punizione che si insacca in rete e fa il gol dello 0-2. Adesso per l'Academy Ribolla è un match più tranquillo, minuto 25 di gioco, doppio vantaggio. Adesso si potrebbe arrivare anche a un secondo tempo con molta più tranquillità. Chiaramente non è una brutta partita per il Borgo Nuovo, che ha avuto anche l'occasione per trovare il gol dell'1-0 con Proietti. Tanta sfortuna per lui. Poi invece l'Academy Ribolla ha fatto vedere perché effettivamente in classifica possiede 39 punti su 39 disponibili. Potrebbero essere 42 oggi, vedremo. Cina lotta a centrocampo anche con Ganci, poi la bara su Di Loreto. La pressione da parte di Cina che non molla praticamente mai. Felice Ganci centrale, cercare Matracia, qui buona l'incursione, ma buono anche il lavoro di Argano. Priolo controlla con il petto, poi dribbling sul Riccobono che gli riesce. Ganci, Matracia, Ricotta. L'avevamo detto effettivamente in questa punizione, da lì poteva trovare una traiettoria interessante. L'ha trovata il numero 10, davvero il numero 10. Magari il gol dello 0-2. Felice sulla fascia sinistra cerca i compagni al centro, cross in mezzo, poi allontana con la testa Prestigiacomo che anticipa anche Pace. Infatti calcio d'angolo ed è l'ennesima occasione per l'Academy Ribolla che si trova dunque avanti di 2 gol. Riera e Ricotta, entrambi con la R, entrambi che giocano sulla destra. Maniaci cross al centro, poi il terzo tempo preso proprio da Riera che non ha impattato la palla, ma era un buon inserimento il suo. Poi posizione di fuorigioco di Cicuta che viene sanzionata dal direttore di gara, che adesso farà battere il calcio di punizione al Borgo Nuovo. Nel tempo il gioco è fermo perché c'è Cina che si sta lasciando le scarpe. La bara dice qualcosa di direttore di gara, forse ancora qualcosa per prima, per il calcio di punizione viziato proprio da un suo intervento irregolare. Casca giù, è stato buono il lavoro del giocatore del Borgo Nuovo che guadagna il calcio di punizione per Prestigiacomo. Va in avanti molto lungo a cercare i propri Proietti, ma ancora una volta facile preda
di inserirlo. Si lotta a centrocampo, Riccobono mette una pezza a ganci solo per qualche istante, poi Riera e poi l'ultimo tocco è sempre di Riccobono, dunque rimessa laterale per l'Accademia Ribolla che rimane dalle sue parti. Finta la battuta Priolo, va con le mani lungo, ci crea Matracia che la controlla, poi la allunga lo stesso Priolo, ma il gioco è comunque fermo, che la palla è già terminata fuori con la bara che va subito a darla a Dominici, che va con le mani, piccolo saltello per lui, poi Di Loreto e mette una pezza Puglisi, l'aveva controllata bene con il tacco, ma poi fermato dal raddoppio dell'Accademia Ribolla, raddoppio che non è soltanto in difesa ma anche il risultato 0-2 di fatti, perché si fosse sintonizzato in questo istante Riera prima, poi a colpire è stato anche Ricotta con un preciso calcio di punizione, perché Pace avrebbe voluto veramente poco. La grande conclusione del mancino, maglia numero 10, ma è banale chiaramente, dando queste caratteristiche. Sarà invece calcio d'angolo per il Borgonovo, che continua comunque ad attaccare la sua pressione offensiva. Formazione che non sta giocando assolutamente male, anzi una buona partita, anche rischiato di andare in vantaggio con proiettili nei primi minuti. Ma poi è venuto fuori anche la formazione dell'Accademia Ribolla con 2 gol in rapida successione. La bara, buono quel cross, esce Vinzerillo con le mani. Tanta sicurezza, poi casca giù Zuccaro, ma tutto regolare con Felice che ha fatto valere un pizzico di esperienza e anche la tecnica difensiva per fermarlo. Ricordiamo invece, sempre per dare un po' di statistiche, l'Accademia Ribolla al momento presenta il miglior attacco e anche la migliore difesa. La ruletta di Di Loreto, ancora Di Loreto, vuole il destro, le finte su Felice che non ha una bocca, e poi l'ultimo tocco di Felice. Parliamo quindi dell'Accademia Ribolla come sia il miglior attacco e la migliore difesa, 9 gol subiti, 61 gol fatti, insomma dei dati statistici che fanno veramente tanta paura. Probabilmente tutte le squadre del campionato, del girone B, conoscono questi dell'Accademia Ribolla e sanno che scendere in campo contro di loro significa anche affrontare una formazione che non solo riesce a fare una grande paura dal punto di vista offensivo, ma anche difensivo, perché Inzerillo ha subito soltanto 9 gol quest'anno, con tante parate, insomma grande lavoro difensivo. Si parte quindi con questa rimessa dal fondo, lo stesso Inzerillo sul punto di battuta, sono tutti lunghi, chiede infatti il tecnico di salire. Viene avanti da parte di Inzerillo, poi con la testa la tocca quel poco che quasi stava per bastare Priolo, ma possesso regalato invece alla formazione di casa del Borgonovo, che rimane e schiaccia ancora una volta l'Accademia Ribolla in questi ultimi minuti. Soprattutto non ha fatto uscire la capolista dalla propria area di rigore. Intanto palla al centro con Inzerillo che fa sulla palla, Cicuta infatti ha lasciato al proprio portiere, che adesso rinvia in avanti su Felice che è in vantaggio col sinistro, si appoggia Cina, allarga il gioco verso Ricotta ma lascia lì su Riera. Adesso sovrapposizione da parte di Priolo che viene servito in questo momento. Priolo non arriva però sulla palla, molto profonda da parte di Riera, ma comunque una buona giocata in realtà. Si riparte quindi questa rimessa con le mani con Dominici che cerca Di Loreto col tacco ancora una volta, questa volta facile preda però dell'Accademia Ribolla. Buca l'intervento, Maniaci si può girare con l'esterno, poggia su Felice, vediamo se troverà un cross o se invece la passa. Fa la seconda opzione, Maniaci ancora per Felice che sul lato di sinistra può crossare adesso, buona qui la palla, poi liscia l'intervento con Cina che stava per arrivare sul pallone. Poi Argano con la testa, Riccobono con l'esterno, salta l'uomo, può attaccare la porta, cerca infatti Di Loreto che però non ha resi mai in vantaggio da qui. Poi se il vento, perché qui si confonde anche Puglisi. Proietti di prima, Riccobono, azione insistita del Borgonovo, poi si va dall'altra parte. Zuccaro che lascia il pallone, sarà infatti rimessa con le mani per il Borgonovo. Vediamo infatti speciale sul punto di battuta, si avvicina alla bara ma anche Zuccaro, infatti riceve la palla lui, prova a girarsi in mezzo a 2 maglie, ganci, mette tutti d'accordo, poi va a allontanare ma non ci riesce. Maniaci
speciale con l'esterno, in anticipo Ricotta, buono qui il lavoro del numero 10 che cerca il suo compagno con Maniaci che però questa volta non arriva, anche Cina a dire ai compagni di crederci su questo pallone, che era molto profondo però. La bara, prova a girarsi, ma il cascaggio, fallo di Cina, lascia ai compagni. No, speciale che andrà a lungo, poi la tocca di testa a Ganci, palla che sta per diminuire fuori ma Maniaci la salva, Felice la controlla prima con l'addome e poi il quadricipite. Maniaci, poi salta anche la bara, Maniaci salta tutti, può calciare verso la porta, insiste con il dribbling, allarga il gioco, poi cerca Riera che è molto largo, casca giù, ma tutto regolare per diritto di gara con la chiusura di Prestigiamo e scivolata molto brutta da parte di Riera che potrebbe essere ammonito, vediamo. Niente giallo, brutto qui il fallo di Riera, si è lasciato andare con un tackle giusto in ritardo, a mano a terra invece Lorenzo Dominici, maglia numero 5. Minuto 34, mancano 30 secondi, vedremo se si recupererà qualcosa. Non ci sono state delle interruzioni, soltanto i gol, poi dei piccoli momenti di break per consentire il lasciamento delle scarpe, ma forse un minuto, il detto di gara vorrebbe fare recuperare, ma vedremo. Di Loreto la controlla con il sinistro e poi si gira. Ganci non lo vuole fare girare. Ricotta, Riera, può partire il numero 7. Sulla fascia destra, rientra sul sinistro, Riera allarga il gioco per Maniaci che invece è andato incontro, non si aspettava forse questa palla in profondità, con il pallone che termina fuori, risultato sempre di 0-2, minuto 35, e chiama un minuto di recupero, quindi gara che terminerà al minuto 36, la bara, sbaglia l'aggancio, poi Maniaci, ottimo qui il break da parte di Speciale, e poi come un treno Maniaci a recuperare il pallone, Felice, ancora Maniaci, il dribbling, salta tutti, Maniaci ancora una volta, vuole calciare di verso la porta, non la trova, Ganci, con saggezza torna Tito da Felice, con Mancino, adesso Cina, adesso sinistro da urlo per Cina, che allarga il gioco, vede Ricotta, buono qui il suo aggancio, Ricotta col sinistro calcia, ed è una perla assoluta di Ricotta, che fa il gol dello 0-3 proprio nei minuti finali di questo primo tempo. Mette una grossissima ipoteca sul risultato, ma giocata comunque da urlo, non solo il gol ma anche il come è arrivata, con il Maniaci che ha recuperato prima la palla, poi il destro-sinistro a nascondere la palla di Cina e il sinistro perfetto sotto la traversa, poi c'è un po' veramente nulla di Ricotta. Nel frattempo rimane a terra, vai Filoletto, Prestigiacomo, vediamo se ci sarà un cambio. Infatti lo staff medico per il numero 3, ci auguriamo chiaramente nulla di grave per lui. Stocca la tibia, infatti il ghiaccio viene proprio messo lì, in quella parte. Vediamo quanto manca, perché siamo già arrivati al minuto 37, ma il gioco è fermo da un minuto. Dovrebbe ribattere probabilmente il calcio d'inizio dopo il... e poi dopo chiaramente termina la partita, già siamo ben oltre il minuto di recupero. Di Loreto. Poi coppa di testa da parte di Puglisi, la palla rimane lì, Piccobona la insegue, il dribbling ottimo su Priolo, poi il raddoppio di Ricotta, autore di 2 gol oggi, lo ferma. Vittoria che sta ancora facendo continuare, però siamo veramente oltre. Riccobono va a sgusciare via, allontana Ganci, ma con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 0-3 per l'Accademia Ribolla. Noi vi lasciamo soltanto per qualche istante, un piccolo break, poi si ritornerà con questo secondo tempo.
Silvio Baldini torna al Barbera per donare al Museo del Palermo la panchina d'oro vinta in qualità di miglior tecnico della Lega Pro. Questa mattina, vi hai detto, ti batteva già forte il cuore ancora prima di arrivare qui allo stadio. No, non credevo che quando sono arrivato qui, che era mezzogiorno e 25, ho sentito il cuore in gola, ho proseguito perché se mi fermo poi non so cosa mi succede, nel senso ho sentito un'emozione forte, quindi ho proseguito altri 5 minuti, quando è passato sono venuto e ho portato questo premio alla città, perché questo premio è come dal Presidente, non è mio ma della città e di quella magia che la gente aveva creato con la squadra, quindi questo, come ho detto, questo premio è la magia della città, quindi se può essere ricordato, di ricordarlo in questa maniera. Ti ha accolto il presidente del club Dario Mirri, qual è la prima cosa che ti ha detto? Insomma, raccontaci un po' quei momenti quando proprio hai lasciato in dono e hai praticamente griffato in eterno, no? Con la tua firma il nome di Silvio Baldini nella storia del Palermo. Niente, era contento perché anche lui è il primo presidente che ha un allenatore che vince questo premio, quindi è uno che anche lui fa parte di questa storia. E poi niente, ci siamo raccontati tutti i momenti belli che abbiamo vissuto, è stato molto piacevole, molto gradevole, abbiamo rivissuto tutto il periodo più bello che abbiamo passato l'anno scorso e poi gli ho lasciato una busta dell'AIC a sezione allenatore e guarda caso, gli dico guarda questa è la busta e c'è un numero, 12. E lui la prima cosa che ha detto, 12 è la curva. Quindi vedi anche il segno del destino, della città. Io ti raccomando, conserva anche la busta, non ci stimiamola perché questo numero ha un significato. No? Per dirti, a Coverciano ci hanno consegnato il premio con delle buste e ognuno aveva un numero e il mio numero era il 12. Il Presidente ha subito detto, questo è il numero della curva. Ecco, il significato che vede che questo premio era giusto che andasse alla città. Hai realizzato un'impresa sportiva, anche un capolavoro direi di natura umana e sociologica, hai nuovamente riacceso l'entusiasmo della città e il senso di appartenenza, no? Con la tifoseria nei confronti di questa squadra. Se pensi a un flash, il momento più significativo, quello che ti è rimasto più nel cuore di quella meravigliosa cavalcata. Niente, una sera mi sono affacciato qua, c'erano i tifosi che ci incitavano prima della semifinale, no, prima della finale, e ho visto persone anziane, bambini, cantare e ballare. E lì vedevi la storia di una città in cui gli anziani trasmettevano ai più giovani cosa vuol dire l'amore, la fede per il Palermo. E questo è stato, quel momento lì è stato il momento più significativo dove ho toccato con mano che c'era questa magia e noi saremmo stati invincibili, che avremmo vinto contro qualsiasi difficoltà. Tornando indietro, ovviamente divergenze concettuali, strategiche, operative con la nuova proprietà, quelle dimissioni, scelta giusta, qualche rimpianto, ci hai ripensato? Allora guarda, di queste cose non ne voglio parlare perché non voglio perdere la magia, quello che mi interessa è la magia. Io ho donato questo premio perché do la città, voglio rimanere legato a questa città e mi voglio solamente ricordare questa magia. Il resto non conta niente, conta solamente il Palermo. Posso soltanto chiederti quanto sei orgoglioso che i tuoi ragazzi, quelli della vecchia guardia, da Marconi, Valente, Soleri, Brunori, continuano ad essere assolutamente decisivi e fare la differenza anche quest'anno in Serie B? I giocatori dell'anno scorso sono stati degli eroi, perché da quando sono venuto a gennaio arrivare alla fine loro hanno fatto un miglioramento enorme, ma non solo dal punto di vista come calciatori, ma anche come persone, che riuscivano a gustare come uomini quello che facevano, riuscivano a portarsi a casa la gioia e questa gioia loro avevano capito che andavano nutrita con l'allenamento, con l'amore, con la passione e questo gli ha fatto fare il salto e sono diventati giocatori fortissimi e come ti ripeto quelli dell'anno scorso sono stati degli eroi e quest'anno se continuano a far bene perché sanno cosa vuol dire la magia, sanno cosa vuol dire per questa città il Palermo quando vince, quando dà la gioia e quindi è normale che loro sono sempre giocatori protagonisti.
Silvio, tu sei un uomo estremamente schietto, immagino avrai visto qualche partita, Corini sta facendo un ottimo lavoro, è stato un tuo calciatore, ecco la tua sensazione sul modo di stare in campo, di giocare questo Palermo e l'obiettivo anche reale, questa squadra può realmente competere per i playoff e magari ripetere il miracolo della scorsa stagione? Ascolta, non mi va di parlare sempre perché dalla tribuna tutti gli allenatori sono bravi, quando si scende in panchina allora vedi la realtà da un altro livello e lì capisci le difficoltà. Quindi penso che il cammino del Palermo è un cammino estremamente positivo e la vittoria finale dipende solamente dalla loro fede. Se loro ci hanno la fede e credono di andare in Serie A, andranno in Serie A. Perché l'anno scorso l'abbiamo provato noi quando eravamo in difficoltà, che non abbiamo mollato, i giocatori cosa sono riusciti a fare. Quindi sono sicurissimo che se si arriva a ragionare non in termini di moduli, ma di passione, di amore, di quella fede che tu ti devi nutrire per dare un senso alla tua vita, allora sicuramente il Palermo va in Serie A. Per chiudere, ormai sei un palermitano d'adozione, hai scelto questa città tra virgolette anche per vivere. Cosa vuoi dire? Un messaggio, un pensiero alla gente di questa città a cui oggi comunque tu hai fatto un dono di straordinaria importanza? No, io l'unica cosa che posso dire, ho scelto di vivere qui, ho scelto di condividere queste culture, queste radici, perché non mi sento mai solo, non sono mai, anche quando sono solo sento che ci sono le persone vicino a me che mi vogliono bene, che mi danno, hai capito? Mi danno quell'amore che mi permette di dire sono orgoglioso di stare in questa città. Oggi è tornato in sella a Zeman, Baldini ha voglia di tornare in sella? Ma questi sono discorsi che non mi devono interessare, mi interessa solo la magia che abbiamo creato con questa città. Rimane al 95esimo, non al 90esimo. La partita difficile da pareggiare o da perdere, abbiamo fatto di tutto per riuscirci e ce l'abbiamo fatta. Atteggiamento decisamente sbagliato di tutti noi, molto pochisti e a volte presuntuosi, e quando si è così accade quello che non deve accadere, pareggi una partita facile da gestire, facile da chiudere e, ripeto, l'atteggiamento è stato quello sbagliato e pazienza, è arrivato sto pareggio. Hai le occasioni per poter chiudere la partita, non hai la cattiveria giusta per farla. Quando non hai cattiveria sbagli gol, sbagli passaggi e noi ne abbiamo sbagliato un'infinità oggi, ma tanti, veramente tanti. Onestamente era una partita facile, l'abbiamo messa sul facile, ce la siamo complicata da solo, veramente non c'erano i presupposti per pareggiarla e ci siamo impegnati a pareggiarla, ci siamo riusciti. Che è causa del suo male bianca a se stesso. Quando non chiudi le partite per le tante occasioni create, poi c'è il rammarico di non averla chiusa, quindi l'avversario ci crede forse un pochino di più rispetto a noi e alla fine viene premiata una squadra che comunque ci ha creduto fino alla fine. Per certi versi anche oggi abbiamo giocato, abbiamo avuto il panino del gioco, abbiamo creato tanto, però diciamo che secondo me oggi è mancata la concretezza lì davanti e per certi versi poi le paghi queste occasioni sprecate. Si riparte sempre con un distacco di 7 punti dalla seconda e con la mentalità quella giusta di chiudere il campionato il prima possibile, perché siamo agli sgocci ed è giusto che adesso tiriamo il più possibile. Siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Borgo Nuovo e Accademia Ribolla, risultato di 0-3, come verrà poi indicato dal nostro mascherino al momento assente, ma che verrà visualizzato non appena il direttore di gara fischierà l'inizio di questo secondo tempo. Facciamo vedere intanto la continuazione di questo riscaldamento
inoltrato chiaramente di entrambe le squadre, che si sono già schierate a centrocampo, si sono già scambiate anche la posizione del campo, perché ricordiamo sempre da destra verso sinistra nei nostri teleschermi attaccava l'Academy Ribolla, adesso invece difenderà sulla quella metà campo e invece attaccherà da sinistra verso destra. Sul punto di battuta vediamo Matracia, ma ci sono forse dei movimenti in panchina perché si è alzato Schembri, poi anche un'altra figura sempre in maglia rossa. Adesso diciamo anche chi a questa distanza non si riesce a capire benissimo, ma sono pronti quindi 2 cambi, perché Schembri sicuramente entrerà per Priolo sulla fascia destra, che non vediamo effettivamente in campo. Poi sembrerebbe essere fuori anche Riera, quindi forse cambia tutta la fascia destra il tecnico di Trapani. Risultato quindi di 0-3. Vittorio Gara sta controllando forse le reti sia da una parte che dall'altra. Tutto ok, perché Schembri entrerà sicuramente, maglia numero 13 per lui, uno dei titolarissimi di questa formazione, perché poi in campo c'è sempre Puglisi, c'è Felice con la maglia numero 3 sulla fascia sinistra, perché entrerà anche con la maglia numero 19 Gabriele Mazzola, che è stato anche lui uno dei grandi esclusi di oggi. Entra in campo, vediamo se a centrocampo, se in zona d'attacco. Cercheremo di capire anche chi è uscito, perché sembrerebbe essere proprio non Ricotta, scusa, ma Riera. Infatti entrano Mazzola e Schembri al posto di Riera e Priolo, quindi cambia tutta la fascia destra, che adesso abbiamo anche il privilegio di vedere davanti ai nostri schermi, con il numero 19 che si è posizionato proprio in questo istante, si sta avvicinando sempre di più a noi. Si ferma, ovviamente il campo è anche terminato, anche qui è soltanto adesso il fischio per il direttore di gara con la panchina, con una coperta. Ha detto c'è tanto freddo effettivamente, ma dobbiamo anche essere contenti che chiaramente non stia piovendo, avrebbe dato qualche problematica in più non soltanto ai giocatori in campo ma anche a noi presenti qui a commentare. Inizia anche il secondo tempo quindi della partita tra Borgo Nuovo e Academy Ribolla, con Puglisi che si concede subito un dribbling, Ganci allarga il gioco, ecco Schembri, il primo pallone toccato da parte del giovane terzino, scambia con Matracia, 1-2 però non va a buon fine, palla infatti che termina fuori dopo 20 secondi il primo pallone perso. Schembri con le mani, questa forse un po' da rivedere, Ganci in mezzo a 3 giocatori, che giocata del capitano, poi si appoggia Matracia di prima, cercare poi una giocata lunga vicina per Mazzola appena entrato, Proietti, poi Ganci, Schembri di prima, Ricotta va incontro alla palla, fa un grande lavoro col sinistro, adesso Ganci sta giocando molto bene di palleggio qui l'Academy Ribolla, ma sappiamo quanto sia effettivamente una delle richieste del tecnico di giocare la palla, cercare sempre la giocata tecnica, non cercare invece di spazzare il pallone cercando magari dei palloni in profondità forse un po' casuali, cerca invece sempre un grande gioco. Mazzola recupera la palla, ottimo il suo ingresso qui, poi va giù col difensore ma si continua. Schembri attacca la fascia destra, se la vuole prendere contro Organo, si allarga, vuole crossare, arriva anche il cross sul primo palo, Pace blocca, dunque possesso palla per il Borgo Nuovo, ma già la fascia destra con Mazzola e Schembri ha preso chiaramente una delle grandi trame offensive, non che Priolo e Riera non l'abbiano fatto, assolutamente no, anzi sul 0-3 con Riera che ha trovato anche il gol. Adesso è cambiato qualcosa, il lancio in avanti, Mazzola capisce tutto e si accontenta di questa rimessa laterale, un passaggio sbagliato da parte di Prestigiacomo che cercava forse Riccobono, che però non ha accorciato. Cina di prima per Mazzola, per lontana Prestigiacomo, molto duro nel suo intervento. Proietti fa un grande lavoro, ma poi Puglisi mette tutti d'accordo, ancora una volta la controlla il numero 11, la bara in avanti, cercare l'inserimento da parte dei compagni, c'è in anticipo, poi e allontana anche la sfera Felice. Riccobono prova, ha dovuto lanciarsi sul sinistro, vuole saltare Puglisi e lo salta. Riccobono può rientrare, non abbocca però Schembri, che è entrato benissimo in questo secondo tempo, si allunga la palla, vince anche il rimpallo, infatti sarà rimessa laterale sempre per l'Academy Ribolla, con Schembri per Mazzola che non riesce a controllare bene, era molto complicato effettivamente da controllare.
Ottima rimessa da parte di Presti Giacomo che batte bene per Proietti, prova a girarsi contro Puglisi, raddoppiato anche da Schembri che subito fa sentire i suoi tacchetti. Vabbè, monumentale numero 11. Sarà però calcio di punizione perché è stato commesso fallo, quindi ne è entrato maglia numero 13 per lui, Andrea Schembri, titolarissimo nella sfida contro il Sant'Ernesto, gara che ha fatto affrontare infatti le due formazioni si trovano più avanti in classifica, secondo posto Sant'Ernesto, primo invece per l'Accademia Ribolla, ma anche lì è arrivata una grande vittoria in trasferta per l'Accademia Ribolla. Poi è battuta in avanti e poi dentro il gol, perfetto, con Di Loreto che prende una traiettoria impressionante, batte anche Inzerillo e fa 1-3 dal nulla. Il Borgonovo riapre la partita e lo fa con il suo numero 10 che, come Ricotta nel primo tempo, sotto punizione, anche per lui, maglia numero 10, trova una pennellata incredibile sul calcio di punizione, riapre la partita 1-3, minuto 39 e adesso ci aspettiamo un secondo tempo di fuoco. Una traiettoria a scendere improvvisa da parte di Di Loreto che l'ha presa veramente benissimo con l'interno collo, palla scesa praticamente all'ultima, ha fatto questo probabilmente un grande portiere come Inzerillo che subisce il gol numero 10 per l'Academy Ribolla in questo campionato. Poi Cicuta è scivolata, commette fallo e ancora una volta calcio di punizione da posizione ancora più ravvicinata, ma questa volta credo che Inzerillo starà un po' più attento con c'è la Bara che sta posizionando la palla, forse vuole replicare il suo compagno perché da quella posizione il capitano maglia numero 8 può fare male. Giocatore molto interessante, Giulio Labara, che sta guardando la porta in una posizione analoga con quella di Ricotta, che era in realtà leggermente più indietro, poi col mancino, chiaramente il numero 10 dell'Accademia Ribolla, adesso un destro, maglia scura e fascia da capitano, ecco cosa, manca forse anche il capello biondo anche. La Bara con il destro la calcia, Inzerillo questa volta addirittura la blocca, forse quasi a sfidare i suoi avversari e rifarsi probabilmente dopo la punizione di prima. La mette giù con i piedi. Cicuta col sinistro. Felice. Ganci di prima, buona qui la giocata. Cina la tocca, lo insegue la Bara. Poi Matraci anche lui col sinistro prova questa fase di raccordo che però non gli riesce, palla infatti che termina in out con Borgonovo che controlla quindi con le mani e andrà con speciale. Per lui è un primo tempo non facile, visto anche il mismatch contro il giocatore che stava toccando la palla proprio in quel momento, ovvero Vito Magnaci, mai numero 11 per lui e i gol sono 18. Ganci la controlla col destro, cerca il pallone su Magnaci, molto tecnico. Felice sulla fascia sinistra, grande sua sgaloppata, poi cerca i compagni al centro, bucano tutti, poi arriva Mazzola col mancino. Ha provato questa conclusione molto complicata. Da lì era veramente difficile riuscire a fare di meglio. È riuscito comunque a calciare verso la porta, sempre molto pericoloso. Giocatore in maglia numero 19. Sempre lungo, quindi Presti Giacomo questa volta la prende bene, poi la tocca a Ricotta, c'è Matraci, allontana la difesa capitanata da Maurizio Dominici, poi lottano la Bara e Cicuta, ma con le mani lo stesso numero 8 che poi chiede anche un tocco di mano da parte di Cicuta che però non è stato ravvisato dal direttore di gara. La mattina poi mette una pezza a Argano. Cicuta col sinistro, Felice prova a controllarla, si gira ma Zucchero capisce tutto, poi la Bara cerca di compagni, trova Di Loreto, ancora una volta pressiona parte del Borgonovo, non riesce a trovare il possesso di palla con l'Accademia Ribolla che invece esce con i muscoli, con il petto in fuori. Argano allontana, adesso la controlla Cina. Buono qui il suo aggancio, poi prova ad autolanciarsi. Fallo forse di la Bara non visto dietro di gara che sembrava aver agganciato in realtà il numero 8 dell'Accademia Ribolla, ma tutto regolare. Poi Mazzola controlla la palla contro il portiere Mazzola, poi un rimpallo e allontana Pace. Si chiedeva una posizione di offside da parte di Mazzola che però non è stata ravvisata dal direttore di gara che invece ha fatto continuare. Si è inserito molto bene dalla fascia destra. Vuole il taglio sulla sinistra, poi il rimpallo lo ha favorito.
non lo ha favorito, anzi. Poi cerca addirittura quasi la porta. Mazzola è entrato con grande voglia, lui che ha totalizzato ben 13 gol in campionato, segnato anche nella gara di andata, ricordiamo 4-1, il gol è proprio di Mazzola, Riera, Maniaci e Tallarita. Stesso Riera poi ha trovato il gol come nella gara di andata. Nel frattempo è pronto un altro cambio perché sta per entrare Santa Lucia, al suo posto esce Puglisi, buona gara anche per lui, soltanto un errore che un po' poteva macchiare in realtà la sua partita con il risultato di 0-0. Infatti ha messo molto in difficoltà i suoi compagni con un retropassaggio killer. Poi Proietti è riuscito comunque a trovare il gol. Tempo Santa Lucia si posiziona come centrale, quindi dal punto di vista tattico non cambia nulla. Poi in avanti Argano, poi La Mattina sbaglia l'aggancio, Matracia, buono qui il dribbling, allarga il gioco su Mazzola che può attaccare la porta, salta l'uomo, poi ancora sulla destra cerca i compagni e va giù invece Pace che si salva dopo un inserimento repentino da parte di Cina che ha attaccato il primo palo. Schembe di testa, Ricotta, poi Mazzola, ottima sua giocata, poi Cina guarda la porta, può calciare Cina e non trova la porta, ma ci ha provato il numero 8 che forse meriterebbe anche un gol dopo vista la partita di grande spessore per lui, giocatore più piccolo in campo dell'Accademia Ribolla, questo è 2010. Sono soltanto 3 il 2010 in campo dall'Accademia Ribolla, è il più piccolo ma anche uno dei più importanti. Si riparte sempre con questa rimessa lunga. La Bara allunga i compagni, allunga la squadra con Riccobono che ricerca la palla ma Schembri in netto vantaggio, la difende e lotta, infatti guadagna anche il possesso palla, esplosa da parte a una piccola porzione di pubblico sugli presenti dell'Accademia di Bolla. Andrà manforte ai propri ragazzi. Ganci, Ricotta, gancio vellutato per lui. Schembri può attaccare la porta avversaria. Schembri vuole il sinistro, lo ottiene, poi Mazzola gli ruba palla e va addirittura lui è dato a lanciarsi. Mazzola cerca i compagni al centro che passa. Maniaci, palla rimane ancora lì, poi allontana il Borgonuovo che non vuole subire il quarto gol. Ovviamente l'Accademia di Bolla probabilmente meriterebbe, visto anche quanto ha creato in zona offensiva. Felice, poi Cina la tocca, riesce però a servire i compagni, sarà quindi rimessa dal fondo per il Borgonuovo, minuto 45. C'è anche un altro cambio perché lascia il campo Angelo Ricotta, partita super per lui, doppietta e che gol soprattutto, bisogna anche dire, ha fatto 2 gol sicuramente non banali, non sono stati 2 tap-in, ma sono stati gol impressionanti. Ma lascia il campo forse anche Cicuta, che era probabilmente uno dei migliori in campo. Sta per entrare infatti Giovanni Tarantino con la maglia numero 14 e poi con la maglia numero 18 Nicolò Tallarita che ha trovato il gol nella gara di andata. Poi c'è stato anche forse un cambio per il Borgonuovo, sì, perché esce La Mattina ed entra Giuseppe Nea che si posiziona lì davanti, quindi adesso cerchiamo di capire come si ridisegna la formazione di Sergio Di Trapani con Tallarita che probabilmente infatti giocherà come mezzala sinistra, con Cina che invece si posiziona come mezzala destra, e poi in difesa Felice passa centrale al posto di Cicuta con Tarantino che invece prende la sua classica posizione di terzino sinistro. Mataccia lotta, poi subito ricerca del pallone Tallarita, non lo trova, Matracina si gira e scarica sul compagno. Tallarita prova uno dei soliti palloni in profondità, poi Maniaci dentro l'area di rigore, viene fermato l'ultimo intervento da parte di Dominici che ottiene quindi il calcio d'angolo, minuto 47 di gioco e prosegue. E invece no, perché non è calcio d'angolo, sembra piuttosto evidente in realtà da qui, ma il direttore di gara dice di no. Ci aspettiamo forse da Tallarita una delle sue classiche giocate, quindi il giocatore è dotato di una grande potenza sul suo piede, magari una conclusione da fuori, forse qualche lancio, vedremo cosa ci regalerà il numero 18, autore di un gol nella gara di andata, ricordiamo 4-1, insieme a Mazzola, Riera e Maniaci. La Bara, Zuccaro, si gira, Dominici mette una pezza ma sbaglia tutto, poi esce, riesce anche a fermare tutto Maso, qui per qualche istante, Mazzola, grande giocata, in mezzo a 2, cerca il pallone di inserimento con Maniaci che però non arriva, poi la tocca in realtà, ma non basta, infatti sta prendendo anche con se stesso, ovviamente non è servito sul pallone, ma molto complicato. Pace come sempre lascia la battuta ad Argano, prima era Prestigio come abbatte, adesso
cambiato già da diverse battute, da diverse rimesse dal fondo, il battitore. Lì davanti invece Proietti lo sta marcando con la mano numero 15 Santa Lucia. Tallarita, grande personalità per lui. Cina vuole il destro, viene fermato però in maniera irregolare, sta quindi calcio di punizione, sembra sul pallone da cui in realtà maldizione di gara molto sicuro, non si lamenta in realtà Argano, quindi forse il contrasto irregolare c'è stato con Cina e Mazzola. Poi c'è una spinta, a parte festeggiare, sono brutte scene chiaramente che non vogliamo mai vedere all'interno di un rettangolo di gioco, praticamente anche al di fuori, ma sicuramente all'interno di una manifestazione sportiva le condanniamo. Minuto 49, calcio di punizione, batterà Cina che sta sistemando il pallone, guarda la porta. In precedenza abbiamo già avuto 2 gol su punizione e grandi punizioni, bisogna anche dire, con il primo di Ricotta col sinistro, poi con il destro di Loreto per il gol dell'1-3. Nel frattempo si allontana Cina, invece no, perché batte lui. Conta i passi, Cina calcia verso la porta, ma non è come i suoi predecessori che invece hanno trovato due gol impressionanti. Lui non la trova, ma chiaramente non macchia decisamente la sua partita, che al momento è perfetta. Nel frattempo c'è anche un altro cambio, si tratta di Sebastiano Motisi che prenderà probabilmente il posto di Matracia. Vediamo infatti la staffetta tra i due. Esce dal campo quindi Matracia, dentro Motisi, adesso centimetri all'interno dell'area di rigore. Anche per lui è stato un ottimo ingresso con l'ultimo match contro il Sant'Ernesto, infatti sul gol di Maniaci è arrivata da parte sua la spizzata che poi ha viziato invece il tiro di Riera, poi da lì il palo, palla sulla linea, qualche rimpallo e Maniaci ha messo tutti d'accordo firmando il gol del pareggio. Motisi di testa, Tallarita con l'esterno, Tarantino cerca Tallarita, grande qui il suo lavoro, poi cerca addirittura la porta Tallarita e la blocca Pace, ma abbiamo effettivamente detto come questo giocatore potesse cercare la conclusione da fuori. L'ha fatto con una grande giocata, con la suola, così da calcio a 5, poi una conclusione sicuramente da calcio a 11. Motisi, 2 tempi, Motisi calcia verso la porta, non la trova, ma buon lavoro qui del numero 17 che ha subito controllato 2 palloni comunque complicati. Minuto 50 di gioco, mancano 20 minuti, manca ancora veramente tanto. Gara sull'1-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, sempre in netto aumento di intensità. Proietti, poi lottano a centrocampo, Cina, Tallarita, esce lui col pallone tra i piedi, fa un grande lavoro, Tallarita allarga il gioco, Cina, Motisi, ancora Cina, poi chiude Argano, Ganci allarga sulla fascia destra, c'è Schembri, largo anche Mazzola, lui invece cerca la porta, Schembri prende con l'interno collo, palla che però tende a uscire, dunque rimessa dal fondo per il Borgonovo che ripartirà quindi con Argano già sul punto di battuta. Palla lungo, testa Cina, poi Motisi spizza di testa e Argano la controlla, c'è ancora la pressione di Motisi, lui va lungo in avanti, palla sbagliata con Maniaci, la tocca di testa, poi Motisi rientra, palla rimane lì, Cina calcia, palla che termina fuori, ma ancora una volta la caduta di bolla molto pericolosa in questa fase di pressione molto alta. Continua invece a riscaldarsi gli uomini per il Borgonuovo, che probabilmente opterà per qualche altro cambio, forse per cercare di dare nuova linfa lì davanti magari. Vediamo, perché è entrato Enea, si è schierato accanto a Proietti, ma ancora lui nessun pallone toccato, già diversi minuti del suo ingresso. Palla in avanti, cercare proprio Proietti, poi chiude di testa Felice, molto sicuro, blocca Inserillo, giro rischioso, Ganci va incontro, Felice, poi Maniaci con la giocata sulla barra, riesce comunque a passare, poi viene cercata ancora sulla profondità il numero 11 che sembrava quasi in ritardo, poi con la testa addirittura allontana, poi scivolata. Adesso è una partita molto maschia, Tallarita, Mazzola, è un 3 contro 1, Mazzola allarga il gioco, c'è Schembri che la controlla all'interno dell'area di rigore, Schembri cerca i compagni al centro, cerca la porta, palla rimane ancora lì e poi Motisi non arriva sul facile tap-in. Ha fatto forse un controllo dopo l'inserimento sempre molto puntuale da parte di Cina, che ha una grande giocata che è qua dell'inserimento, perché lo vediamo sempre sul primo palo, la palla poi invece è arrivata sul secondo con Motisi che però non è riuscito a trovare la via del gol.
va sempre lungo con Prestigiacomo, che invece ritorna a battere lui. Poi con la spalla di Loreto, lotta, si appoggia, allontana Argano, cercherà l'inserimento di Zuccaro, ma in vantaggio c'è comunque Tarantino, poi anche Felice. Palla che termina fuori con... Invece no, perché la palla non temeva, poi rischia tantissimo qui inserirlo con Felice che allontana la sfera. Tallarita la controlla, può cercare la porta e ci prova, infatti con Ganci che respinge. Forse è un po' troppa sicurezza per l'Academy Ribolla, che è forte del risultato e anche della classifica, chiaramente lascia andare con qualche piccola giocata un po' troppo leziosa, perché qui Sarilla avrebbe dovuto o controllare la palla o addirittura spazzarla via. Invece l'ha voluta giocare, rischiando un poco, poi tutto è andato bene, però certe cose forse è meglio non rischiarle. Maniaci sbaglia il dribbling, ottimo in fase di break speciale, che riesce palla al piede, poi cerca i compagni, casca giù, Ricco Bono, poi ancora Maniaci, fase di difesa, riesce anche a passare, poi Tallarita, lascia la palla lì, Zuccaro la controlla, c'è ancora Maniaci, lottano a centrocampo, Zuccaro non riesce ad arrivare sulla palla e c'è Cina, la Bara tocca ma soltanto per un istante, poi Maniaci, ottimo qui l'intervento di la Bara che cerca i compagni davanti, non li trova, rimessa laterale per l'Accademia Ribolla. Tarantino, Maniaci, Tallarita, la controlla, vediamo se calcia. Cerca l'inserimento invece di Motisi, che era effettivamente arrivato, ma la palla non l'ha raggiunto. Ricco Bono, taglia verso il centro del campo, ottimo il dribbling su Motisi. Allo spazio, cerca i compagni al centro. Proietti, la controlla, ma soltanto per un istante. Poi Ganci mette tutti d'accordo, Schembri e adesso Mazzola in anticipo. Prestigiacomo, poi Mazzola si autolancia da solo, grande la sua giocata. E poi pulitissimo Argano, che la tocca quel poco che basta per mandarla in rimessa laterale. Cina, inserimento verso Mazzola con un rimpallo, riesce a passare Mazzola, attacca la porta, Mazzola entra nel rigore sul destro, cerca i compagni, poi la respinge Pace, sta ad arrivare anche Maniaci, ma allontana Speciale e si salva quindi il Borgonovo. Zuccaro, buona qui la sua giocata, poi il break fermato da Ganci. Motisi la tocca, poi calcia al volo! Una perla assoluta di Motisi, che ci è andato vicino già qualche minuto fa con una giocata molto simile. Quella volta non aveva trovato la porta, questa volta sì, fa 1-4, questo gol bellissimo, la controlla e poi batte il portiere. 1-4, minuto 55 e la gara è sempre più verso la fine, verso la vittoria dell'Academy Ribolla. Arriverà intanto un altro cambio per la formazione di casa, poi Motisi manda un saluto verso la panchina, verso qualche compagno in particolare, che magari gli aveva anche preannunciato un gol, chissà, queste cose, queste storie ci piacciono all'interno del campo di gioco. Nel frattempo lascia il campo Maniaci ed entra, adesso cerchiamo di dirvi chi, c'è Motisi che ci sta un po' ostruendo la vista, molto alto. Adesso ve lo diremo. Forse si tratta di Cangemi, ma... E infatti è proprio Cangemi, Alessandro Cangemi, quindi entra con la maglia numero 20, per lui adesso diversi minuti di partita. Poi c'è un altro cambio con fuori Zuccaro, dentro Enea. Salvatore Enea, che entra quindi e raggiunge il fratello. Maglia numero 14 per Salvatore, 13 per Giuseppe. Lancia in avanti, testa a Ganci, Cina. Dribbling a centrocampo su Di Loreto, poi Tallarita viene subito fermato da Enea, che ha fatto adesso un buon contrasto, poi cerca anche la palla, tanta pressione da parte sua, che si ferma. Tarantino, la Bara, anzi chiedo scusa, Cangemi si trattava, non Tarantino, invece la tocca adesso. Tallarita la controlla, poi si scontra con Di Loreto, ma si continua, poi si tocca anche la testa, ovviamente uno scontro tra i due. Infatti il numero 10 è rimasto anche giù, ci auguriamo chiaramente nulla di grave per il numero 10, autore di un gol fantasmagorico sul calcio di punizione, ma non è stato l'unico oggi, praticamente tutti gol incredibili. Forse il più normale è stato quello di Riera, che ha aperto la partita con un facile tap-in. Intanto la Bara gli dà palla in avanti, ma Proietti la tocca, poi con il tacco la restituisce ai suoi avversari, non aveva capito probabilmente. La palla stava per essere restituita dalla Bara. Sportivamente ha votato ai suoi avversari. Schembri
Motisi, buona qui il lavoro di prima, cercare ancora Mazzola che sulla fascia sta indemoniato, poi rimane ancora lì in piedi, cerca i compagni al centro e poi la tocca speciale che allontana su Cangemi. Era una grande palla quella di Mazzola che sulla fascia destra sta dando veramente tanto pericolo. Poi Tarantino, cross ancora al centro dei compagni, buca Cina, dove passi, poi Pace dice di no, questa volta il numero 8. Poi la conclusione di Mazzola, murata da Di Loreto, calcio d'angolo, continua ad attaccare l'Accademia Ribolla che non si vuole fermare dopo i 4 gol, vuole trovare anche il quinto. Effettivamente sono formazioni che ha trovato già 63 gol in campionato. Un motivo chiaramente ci sarà. Anche queste giocate lo stanno dimostrando. Palla al centro da parte di Mazzola, testa sotto la di rigore. Poi Motisi la tocca lì. Tarantino, buono il cross qui. Finisce su Mazzola, la controlla. Ancora azione, Mazzola sul secondo palo. Cerca Motisi, non lo trova, allontana Enea. Tallarita, la mette giù. Ganci, lavora a centrocampo perfetto del capitano, maglia numero 4, che partita ancora una volta per lui. Schembri, sul sinistro, buona la giocata, ancora una volta Schembri, si mette in proprio Schembri, cerca la porta, non la trova, poi arriva la conclusione 2 volte, 3 volte Cangemi. E si dispera il compagno, si dispera anche il compagno vicino a lui. Cangemi 2 volte ha cercato la porta, prima volta ha trovato il difensore, la seconda, poi ancora una volta il difensore, ma rischiando di trovare il gol. Per lui sarebbe molto importante, trattato in questi ultimi minuti per Maniaci. Tallarita, ottima la palla morbida per Cina di testa, sopra la traversa, ma ancora una volta palla incredibile di Tallarita che trova Cina, che ha una facilità di inserimento che è veramente importante. Non ha trovato il gol, il numero 8, ma grandi giocate. Credo che per il tecnico vada bene così. Tempo è pronto anche un altro cambio per il Borgo Nuovo. Cina calcia, respinto. Presi Giacomo, anzi Enea. Di Loreto, la sterzata su Schembri. Fallo di Schembri. Aveva anche un cartellino per Schembri, però non arriva. Sarà calcio di punizione, quindi con Presti Giacomo sul punto di battuta, Motisi non si allontana. Presti Giacomo chiede distanza, Motisi gliela vuole dare, ma tanto cambio fuori Ricco Bono, adesso diciamo anche chi è entrato. Si girerà. Certo di Tancredi, Cannizzaro. Presti Giacomo, va a lungo, Schembri allontana, la controlla per Ganci, può ripartire, poi il capitano, Ganci con l'esterno, proprio per Schembri, poi lo scontro con Presti Giacomo. Si gira benissimo Cina con l'esterno, non perde la palla, Ganci, sulla pressione di Cannizzaro appena entrato. Ancora Ganci, vede l'inserimento perfetto di parte di Schembri che arriva puntuale sulla fascia destra, palla ancora al centro che testa tutta la di rigore, non la tocca Pace, ma non la tocca nemmeno nessuno dell'Accademia Ribolla. Arriva adesso Tarantino sulla fascia sinistra, puntualissimo, e poi anche il gol per lui, fa il gol numero 5 della partita dell'Accademia Ribolla, chiaramente, poi l'esultanza passa anche verso di noi, vediamo, infatti arriva proprio verso di noi, fatta tutta la sua felicità, iniziata al secondo tempo, trova anche la manita, 1-5, si era inserito benissimo, così come Schembri dall'altra parte, da terzino a terzino, insomma, un lavoro molto importante che viene fatto sicuramente negli allenamenti, lo fanno vedere i due, come si cercano, perché effettivamente la palla di Schembri era proprio sul secondo palo, è arrivato lì Tarantino, l'ha controllata e poi col sinistro trova l'angolino perfetto e fa 1-5. Felice. Ganci. Motisi. Poi mette una pezza, Dominici. Schembri netto vantaggio, inseguito da Proietti. Con saggezza decide di accontentarsi di una rimessa laterale. Ganci, Cina, palla agganciata benissimo al numero 8 che con l'esterno vede ancora una volta una direzione perfetta su Mazzola che si è dato forse un po' troppo adesso. Mazzola non vuole attaccare la porta, cerca invece i compagni, poi chiude la bara, la palla rimane ancora lì per Cina che prova a calciare. Questo scontro tra numeri 8 viene vinto proprio dal capitano del Borgo Nuovo, Cannizzaro. Tallarita,
Per la scivolata di Di Loreto, Tallarita ancora in mezzo a due, si complica molto la vita. Viene forse un po' spinto da Argano, ma si continua. Tarantino prova ad autolanciarsi, poi la bara gli spiana la strada. Risultato di 1-5 perché si fosse sintonizzato in questo istante. Minuto 63 di gioco, mancano 7 minuti. E forse qualcosa si recupererà, vedremo in realtà. Ma non ci sono state delle interruzioni così tanto grosse, quindi ci aspettiamo forse un piccolo recupero, magari giusto l'interruzione del gol. Poi intanto sbaglia tutto, Mazzola capisce benissimo e calcia verso la porta, gol anche per lui. 1-6 e sale a quota 14 in campionato. Che bene Mazzola che entra dalla panchina, così come Tarantino trova il gol ed è 1-6 il risultato. Minuto 64, adesso goleada dell'Accademia Ribolla con il Borgonovo che però non ha giocato una brutta partita, ma forse si sta sfaldando un po' troppo in questo secondo tempo, complice anche l'errore che abbiamo visto proprio negli ultimi secondi, che ha viziato la rete di Mazzola, che invece è stato puntuale come un cacciatore. Si attendeva forse questo passaggio all'indietro, lui lo ha capito in anticipo, anticipato anche il difensore e poi precisissimo contro Pace fa il gol del 6-1. Ganci può allargare il gioco, ci pensa un attimo, poi perde il tempo. Tallarita, Ganci di prima, anzi chiedo scusa, Cina di prima sul pallone di Ganci, poi cercato in avanti Enea, col petto la controlla, poi felice si appoggia Tito da inserirlo. Tallarita, Tarantino, adesso c'è lo spazio per costruire l'azione del 7-1, vedremo. Tarantino, il dribbling ottimo, poi Motisi, c'è sempre Cangemi che si inserisce, ma non viene servito questa volta. Tarantino sul sinistro, prova a crossare, viene murato però da Dominici, rimessa laterale, zona comunque offensiva e rimane il minuto 65, le azioni ancora una volta all'Accademia Ribolla che sta attaccando tantissimo. Motisi, la conclusione di Tallarita che ha provato, è uscito al cilindro anche lui, una grande giocata come i compagni. Questa volta non ci è riuscito, ma ha sempre tanta paura quando calcia con quella potenza. Va a lungo ancora Prestigiacomo. Di Loreto la controlla, poi va giù Cina, fallo proprio del numero 10. Ganci per Cina di prima, Tallarita la controlla con l'esterno molto elegante, il 18 che allarga la sua giocata per Mazzola che prova un aggancio a seguire, questa volta non gli riesce, Canizzaro lotta e poi ottimo nel suo raddoppio, aiuta anche Prestigiacomo che fa una buona chiusura difensiva, poi mi va un colpo in faccia. Poi si chiede anche l'intervento da parte dello staff medico. Sembrerebbe essere tutto ok adesso. Nel tempo vedete anche Santa Lucia su Proietti e chiama Schembri. Infatti adesso Schembri si prende Proietti, palla lunga, lo stesso Schembri infatti lo marca molto bene. Adesso Santa Lucia si appoggia su Inserillo che va subito in avanti a cercare Motisi, buono qui l'aggancio, il lavoro da pivot da parte del numero 17 Tallarita. Tarantino ha lo spazio sulla fascia sinistra, scarica sul compagno, adesso Cangemi, anche per lui un buon ingresso, poi cerca di trovarsi la porta, non l'ha trovata ma era molto complicato effettivamente da lì. Minuto 67 di gioco, sta iniziando nuovamente forse a piovere, brutta notizia, ma forse non per i ragazzi oggi in campo perché mancano veramente pochissimo. Si credeva forse di giocare con una fitta pioggia, così però non è stato, in realtà ha piovuto per circa 10 minuti nella zona centrale del primo tempo, poi tutto rientrato, viste anche le condizioni climatiche di inizio match.
o meglio, della vigilia forse, viste anche da ieri, non erano sicuramente delle migliori, ma così non è stato e ha permesso infatti la buona uscita dalla partita, minuto 68 di gioco, mancano 2 minuti, vedremo se il diritto di gara farà recuperare qualcosa, crediamo di sì, ma tanto la pioggia continua ad aumentare adesso, lo vedete anche nei nostri schermi. Felice, appoggiatito da Inzerillo. Poi si lotta su quella porzione di campo, esce fuori Tallarita, grande qui la giocata, adesso cerca i compagni, Motisi, la porta lui in avanti, con l'esterno, serve sempre Tallarita, doppio passo, vuole il sinistro, lo ottiene, Tallarita, può crossare, poi prova a rientrare, c'è Cangemi vicino a lui ma non lo serve, Tallarita si complica la vita e prova anche a cambiare sul secondo palo, e poi Mazzola ci ha provato con una conclusione al volo, sicuramente una cosa che possiamo dire è che il coraggio non manca al numero 19 che ha provato una conclusione molto complicata, ma credo che da lì abbia fatto anche benissimo a calciare, perché se avesse preso la porta chiaramente Bacci sarebbe stato veramente in netta difficoltà. Poi Tallarita alza ancora la palla a cercare Mazzola, di testa allontana la difesa, Di Loreto c'è vicino a lui Cannizzaro, lui si complica un po' la vita, fa una grande giocata su Cina che adesso è anche un po' stanco e credo che dopo 70 minuti di gioco si possa permettere una piccola uscita a vuoto. Gara perfetta per il numero 8, grande tecnica, personalità, poi pochissima paura di fare vedere tutti i suoi mezzi tecnici, l'ha fatto vedere più volte, ganci, esce in pressione Nea ma sbaglia, adesso il Borgo 9 è veramente spaccata in due, Tallarita controlla lui il contropiede, perde forse un po' troppo tempo, poi può allargare il gioco, Tallarita si vuole confezionare solo forse l'azione, viene fermato dall'ottimo recupero da parte della difesa e può ripartire Nea a cercare Di Loreto, la controlla, allarga il gioco molto bene, c'è la bara, il capitano sbaglia anche lui, adesso sbaglia anche il capitano però significa forse che non c'è tanta tranquillità per il Borgo Nuovo, si accendono intanto le luci, ma le metteremo su free soltanto per qualche minuto perché siamo entrati adesso nel 70° minuto della partita, quindi tempo di recupero, ma ancora non è stato dato. Motisi può allargare il gioco, allarga invece sulla fascia sinistra per Cangemi che però insegue la palla, non ci arriva e adesso rimessa laterale con Speciale che si presta a battere. Il diritto di gara ha indicato con la mano i minuti di recupero, ma dovrebbe essere 2, quindi fino al minuto 72 la partita, la pioggia intanto continua ad aumentare, poi Tallarita da fuori ci ha provato, forse era più un contrasto piuttosto che un tiro, si guarda il cronometro, poi soltanto dopo il triplice fischio a parte di direttore di gara sarà fine match, poi quindi vittoria per l'Accademia Ribolla che si sta avvicinando all'ennesima vittoria, che significherebbe quota 42 punti e fermare questa squadra diventa veramente impossibile per tutti. Proietti, la controlla, Cannizzaro allo spazio, rientra sul destro, cerca a centro i compagni ma chiude, Tarantino viene chiamato dai compagni, la bara intercetta, buona qui il suo break, poi con l'esterno vede l'inserimento di Proietti, ma viene chiuso ancora una volta da Schembri che si addormenta un poco, poi riesce a fermare tutto, Inserillo, ancora una volta Schembri, ottimo ingresso anche per il numero 13, adesso sbaglia il tocco, Di Loreto, punta l'uomo, vuole rientrare sul destro, vuole anche calciare, deviazione, Inserillo la blocca con tanta facilità, stiamo per entrare al 72° minuto di gioco, forse ultimazione, vediamo, Tallarita, lo spazio ancora il numero 18, Cangemi, prova il dribbling, mezza a 2 e ne allontana, poi Felice non si accontenta della rimessa laterale, vuole battere, vuole continuare la partita, poi Tallarita in mezzo a 3 maglie nere, riesce anche a passare Tallarita, grande tranquillità sulla giocata, di tecnica pura, poi cerca di trovare la porta, deviazione, Mazzola la controlla con il petto, rientra sul sinistro, vuole calciare, Mazzola, poi con la punta, poi si gira Cina, voleva invece una palla di ritorno qui Mazzola, il compagno non lo ha servito, ha cercato invece la porta e con questa azione finisce anche la partita perché vince l'Accademia Ribolla e convince soprattutto con il risultato di 6-1 qui
gli abbracci da parte dei compagni, da tutti i compagni dell'Accademia Ribolla, che vince meritatamente questa partita dopo un primo tempo piuttosto equilibrato con il Borgo Nuovo, che in realtà non ha giocato una brutta partita, forse un po' si è sfaldato nella seconda frazione di gioco, ma comunque è sceso al campo a testa alta contro una grande squadra come l'Accademia Ribolla. Qui da Marco Genduso è tutto, di Sportisili, alla prossima!